Magna. Cucina all'italiana con Sammy Varin. Non so voi, ma tutta questa musica mi fa venire un certo languorino. A voi no? Ma sarà anche l'orario, dico io. Buon pomeriggio da Sammy Varin, buon appetito, d'altronde è tutto un magna magna. Ogni mercoledì intorno a mezzogiorno, la domenica intorno alle 12:30 mangiamo, beviamo, ma soprattutto sono tutte scuse per alzare il culo da quel divano, uscire di casa, farsi un weekendino fuori porta, certamente da non dimenticare. E subito che ci guarda in radiovisione, per favore guardate qua, il 22-23 marzo è minimo, perché si vota sulla giustizia. Mi stanno arrivando segnalazioni da ogni dove e non posso non ricordare che questo sabato 7 marzo alle 10:30 ci si ritrova anche ad Arcore, Monza Brianza, alla Sala Sant'Apollinare, signori. Arriva Massimiliano Romeo, è il capogruppo della Lega al Senato a Roma, ma è anche il capo della Lega Lombarda. Massimiliano Romeo, questo sabato 7 marzo alle 10:30 ad Arcore, Sala Sant'Apollinare, via Sant'Apollinare, Arcore, con Federico Romani, presidente del Consiglio regionale della Lombardia, ma anche l'avvocato Giulio Gallera, presidente del Comitato Lombardo per il Sì e consigliere regionale. Chiaramente, signori, c'è gente che farà chilometri e chilometri per arrivare in quel di Arcore. E certamente quando vedete Massimiliano Romeo gli dite «Uè, ti saluta Sammy Varin». Ma non era di questo che volevo parlarvi, perché ci sono tanti appuntamenti da destra a sinistra, comunisti, fascisti, del nord, polentoni, del sud, terroni, robe buone da mangiare o semplicemente belle idee per uscire di casa, visto che ormai siamo a 2 passi dalla primavera e non facciamo scherzi. Cominciamo a segnare sul calendario. Andiamo a Montemaggiore, Pesaro Urbino, Marche. Non è a 2 passi, ma per un weekend secondo me è perfetto. Giovedì 19 marzo, quindi vi fate giovedì, venerdì e sabato, un bel 3 giorni. Parlo naturalmente per chi può, o per chi magari aveva prenotato qualcosa negli Emirati Arabi e dici ma meglio lasciare stare. Andiamo alle tavolate di San Giuseppe in quel di Montemaggiore. Allora, che si chiamano i Virginieddi, ok? Che cos'è sta roba? Alle 9 la benedizione delle tavolate, perché San Giuseppe, che cavolo, è una roba importante. A mezzogiorno la tavolata per i bambini con distribuzione dei sacchetti con la pupa e l'arancia. Che cazzo sono la pupa e l'arancia? Roba che si mangia, chiaramente. È la tradizione di Montemaggiore, scusami, Sammy Varin. La tavolata per gli adulti, non è detto sapere. Alle 21 la recita del Santo Rosario in onore di San Giuseppe. Ragazzi, stiamo parlando di tradizioni. Vi ho promesso, ho detto, io faccio una trasmissione che si chiama È tutto magna magna, ma non voglio appuntamenti importanti, conosciuti a livello nazionale, con la coda per arrivarci, bisogna prenotarsi. No! Volevo assolutamente inventare qualche cosa di particolare, ok? Ci sono riuscito e non lo so. Comunque, sappiate, c'è anche questo. Mi sposto, lo faccio molto volentieri e vado. Come faccio a fare la ciaspolata? No, non ce la farò mai. La ciaspolata in rosa. Siamo a Fiumalbo, qui in provincia di Modena. Vieni a scoprire la magia dell'Appennino attraverso sport e relax. Questa domenica, ritrovo ore 10:30, durata 3 ore, con soste, ci fanno riposare ogni tanto. A seguire però c'è il pranzo alla buca delle fate, degustazione di cioccolato e gin, e te posso immaginare come scendi poi. La ciaspolata in rosa questa domenica
ore 10:30 a Fiumalbo, in provincia di Modena. Chiaramente io vi do gli input e poi basta che cerchiate in internet, trovate tutto quanto. Altro evento da non scordare, questa volta siamo a Cuneo, sotto i portici di Corso Giolitti, il 21 di marzo, Pasqua in Corso Giolitti. I portici di Corso Giolitti a Cuneo, Piemonte, ospiteranno questa manifestazione dedicata all'artigianato di qualità e alla Pasqua. Laboratori per i bambini saranno dedicati nel pomeriggio. Bella idea portare anche i vostri figli alla quarta edizione di Pasqua in Corso Giolitti, 21 marzo dalle 9 alle 19 sotto i portici di Corso Giolitti in quel di Cuneo. Soffitta in piazza, mercatino dell'usato a Palombara Sabina, che è la moglie del Palombaro. Siamo nell'Interland di Roma, sì, certo, nella cintura romana. Mercatino dell'usato Soffitta in piazza, l'8 di marzo, piazzale Giovanni Paolo II, area mercato campo sportivo. Bella occasione è chiaramente per fare anche qualche affare, ritrovando cose carine che magari adesso sono anche di moda averle in casa. Dal 13 al 22 di marzo, artisticamente siamo a Casale Monferrato, Piemonte, 77esima mostra nazionale di San Giuseppe presso il polo fieristico Riccardo Coppo di Casale Monferrato. Artisticamente un evento dispositivo espositivo di arte, artigianato artistico, mestieri antichi, con vendita al pubblico e dimostrazioni dal vivo. Se siete appassionati, venite a vedere a Casale Monferrato la 77esima mostra nazionale di San Giuseppe dal 13 al 22 di marzo. Siamo a Sant'Mare, Fermo, Marche, questo 8 marzo. Che cos'è? La festa dei folli. Oh, è una roba lunga, 8 marzo, quindi si comincia con domenica alle 15:30, Re Carnevale arriva in città, il proclama di Re Carnevale, il banchetto di Re Carnevale con tanta gente e scene teatrali, eccetera, e poi si va avanti con spettacoli di giocoleria, scene teatrali, truccabimbi, spettacoli musicali e danze antiche. Ragazzi, anche qui alzare il culo e pensare di uscire di casa e farsi un weekend questo 8 marzo a Sant'Elpidio a Mare, Fermo, Marche. E siamo certi, qui c'entra proprio il territorio. Certamente la fiaccolata rosa in Franciacorta a Cazzago San Martino è più comoda per noi. Questo sabato 7 marzo, nel suggestivo percorso nei boschi di Calino, la Prologo Comunale di Cazzago San Martino, in collaborazione con il Comune di Cazzago, vi invita a partecipare alla nostra camminata, dove si condivideranno emozioni e pause di riflessione. Allora, va bene, le emozioni, ma quante pause di riflessione? È una fiaccolata rosa. Quanta fatica bisogna fare per fare questa fiaccolata? Non è detto. Località Boschi Calino, ritrova iscrizione Piazzetta Calini, Oratorio di Calino, lunghezza percorso 4 chilometri con soste, ritrovo alle ore 19, partenza ore 19:30, e si potrebbe anche fare la fiaccolata rosa in Franciacorta questo sabato 7 marzo. Cazzago San Martino è in provincia di Brescia. Sento odore di casoncelli. Casoncelli contro pizzoccheri. Ragazzi, è una morte bellissima, secondo me. Cosa preferite, casoncelli o pizzoccheri? Allora, io forse personalmente i casoncelli ne mangio di più. I pizzoccheri dopo un po', sai, è tutta una cosa un po' sgnunfosa, no? Casoncelli penso di riuscire a battere qualche record. Bene, casoncelli contro pizzoccheri, il derby delle
Due Valli, 7, 8, 13, 14, 15 di marzo presso NXT Bergamo, Piazzale degli Alpini a Bergamo. C'è anche l'ingresso gratuito, sì, ma non è che si mangia gratis, insomma, eh? Allora c'è anche il menù. Tagliere di salumi misti delle valli bergamasche e bergamì della nonna, coppa, salame, lardo nostrano e sformato di polenta ripieno di taleggio. Bresaola valtellinese chat sul letto di insalata. Io mi ci sdraio sul letto di insalata, chat, ovvero frittelle croccanti di grano saraceno con cuore di formaggio fuso, i pizzoccheri della tradizione, ma naturalmente i casoncelli alla bergamasca, ravioli della tradizione ripieni di carne, pane, uvetta, pinoli al burro fuso, pancetta e salvia, ma anche gli scarpinacci di pane, burro e salvia, ravioli tipici di pane al burro fuso e salvia, pasta fresca al ragù antico di lepre, brasato di manzo al sassella, suletto di polenta taragna. Signori, lo voglio un letto di polenta taragna. Capù di una volta e polentina, involtini dal cuore morbido di carne e pane, rinvestiti di verza, cotti in salsa di pomodoro e pancetta con un contorno di polenta gialla. Giuro, non ho mai provato il capù, mi manca, ma c'è anche polenta e funghi, polenta taragna, polenta concia, polenta liscia. E vabbè, io non ce la faccio a proseguire dove, quando, perché. Siamo al Piazzale degli Alpini di Bergamo, 7, 8, 13, 14 e 15 di marzo. Non aggiungo altro, se ci andate mi fate sapere. Non si mangia, ma si ascolta musica questa domenica 8 marzo in piazza Madama Cristina alla Fiera del Disco di Torino e del Fumetto di Torino. Dalle 9 alle 18 i migliori espositori da tutta Italia per una full immersion nel mondo del disco. Ingresso gratuito promosso dalla città di Torino. Bella idea, dicevamo prima con gli amici Sugar Free, il vinile è tornato di moda, la fiera usato e collezione, piazza Madama Cristina Torino, questa domenica 8 marzo. Carina anche questa cosa, Api Mail, mostra mercato internazionale di apicoltura, prodotti ed attrezzature apistiche. 6, 7, 8 marzo, signori, siamo, dove siamo? Non lo so, a Piacenza, ok, siamo a Piacenza, venerdì e sabato dalle 9 alle 18:30, domenica dalle 9 alle 18. Apimel, mostra mercato internazionale di apicoltura, dei prodotti e delle attrezzature apistiche. Io poi vi ho dato l'input, mi raccomando, se siete interessati basta fare un giro su internet, lo ritrovate subito. Siamo a Percoto, in provincia di Udine, questa domenica 8 marzo in via Aquileia, il Mercatino della Creatività. L'intera giornata, oltre a tante iniziative, le troverete linkate nel programma della locandina. Ma cosa c'è di bello? Alle 9:30, in collaborazione con il Consorzio Ambulanti Friuli Venezia Giulia, sfilata di eleganza con carrozze e cavalli. Alle 10:30 la partenza del raduno delle 500 e delle auto storiche. Alle 11 la partenza dell'incontro Vespa e Lambretta. Ci devo portare mio figlio Elia. Alle 11:30 l'incontro Ciao Piaggio Ape. Tutti cinquantini, stupendo ragazzi. Poi alle 10:30 arriva DJ Chris Simon, ma alle 11:30 il tendone in enoteca, potete immaginarvi che cosa non si fa. Alle 16 il rientro della sfilata delle carrozze. Anche qui, signori, è un'idea, ormai siamo in primavera e dai, ci vogliamo credere. Questa domenica 8 marzo portate a festeggiare la vostra donna e la festa della donna a Percoto Udine. Domenica 8 marzo, una bella fiera dedicata al passato, ma anche alle creatività, il mercatino della creatività.
Un'altra cosa che non vi aspettate, ma soprattutto, ripeto, sono appuntamenti dove non trovate il caos di quelli nazionali, che non si riesce assolutamente a capire dove siamo, che cosa succede, il mercatino dell'usato che non ti aspetti. Questo non è il solito giro tra bancarelle, un'esperienza fatta di scoperte, attrattive, oggetti unici, occasioni che difficilmente rivedrai. Al grande mercatino dell'usato troverai modernariato e antiquariato, libri, vinili, fumetti e collezionismo, arredamento vintage, oggettistica introvabile, abbigliamento, accessori, curiosità, pezzi rari, chicche da soffitta e veri affari da svuota cantine, oltre 200 bancarelle tra area all'aperto e grande spazio al coperto per vivere il mercatino con qualsiasi meteo, ingresso gratuito a partire dalle ore 9, dove siamo al Tucano Fiere di Codevilla in provincia di Pavia. Signori, una bellissima idea per stare in compagnia, ma soprattutto per passare un 8 marzo diverso. Grande mercatino dell'usato 7 e 8 marzo dalle 9 alle 18:30 sia all'aperto che al coperto presso Tucano Fiere, strada provinciale Codevilla, provincia di Pavia. Altro mercatino dell'usato, ne trovate quanti ne volete in questo periodo, ma è bellissimo fare 4 passi, se non piove si sta bene. È tutto un compra-compra. È tutto un compra-compra, ma già che sei lì c'è sicuramente anche da mangiare, ma cosa credi? Andiamo in provincia di Firenze, le Pulci di Scandicci, piazzale della Resistenza. Questo un po' più avanti, il 29 di marzo, dalle 9 alle 18, puntatevi la sveglia, diventate commercianti per un giorno, l'occasione perfetta per trasformare i tuoi oggetti usati o le tue creazioni in guadagno, abbracciando la filosofia del riuso in un contesto unico e suggestivo. 29 marzo, Scandicci, contattate l'organizzazione. Sto per andarmene, ma ragazzi, c'è anche l'8 marzo in piazza Bentivoglio a Gualtieri in provincia di Reggio Emilia. Anche qui tradizionale mercatino dell'antiquariato. Non avete scuse, ragazzi, questo 8 marzo portate la vostra donna. Tu dici perché un pezzo d'antiquariato? No! Nel senso che è bello vedere cose usate, comprate qualcosa di usato e a me piace sta cosa di avere le cose antiche in casa, no? Dal 5 all'8 marzo qui siamo all'antica sagra della Bastia, 900 anni di storia, una tradizione che attraversa i secoli. Quest'anno non è una sagra qualunque, celebriamo 900 anni del santuario. Siamo nella storica Isola della Scala in provincia di Verona. 4 giorni di festa, comunità e tradizione con stand enogastronomici aperti tutti i giorni, serate organizzate con musica ed eventi speciali, momenti di condivisione, storie e identità, un anniversario storico che merita di essere vissuto insieme. Antica sagra della Bastia dal 5 all'8 marzo a Isola della Scala in provincia di Verona. Ho veramente finito? No, potrei andare avanti, ma non c'è più spazio. È ora di lasciarvi, signori. E anche per oggi è tutto. Trovate tutto quanto su Radio Libertà, cercate Radio Libertà su ogni dove, anche su Facebook, su YouTube e mi raccomando, se volete una rassegna stampa un po' diversa, facciamoci pubblicità anche sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier. Da Sammy Varin è tutto, grazie a Francesco per la pazienza, ma è una minaccia. Io ritorno domattina alle 7:30.